Alcuni hanno trascorso la notte all'interno del terminal crociere, ma i posti per gli 816 migranti sono stati tutti reperiti dalla prefettura. Entro oggi... Ho dato solo €1 a Johnny perché domani sarà festa, per le sue notti regolarmente insonni e anche per chi ora lo detesta. Gli ho dato pure un'aranciata, per Johnny è stata una gradevole sorpresa. Lui beve solo acqua sgasata e chiede i soldi tutte le mattine in chiesa. A Johnny ho dato mezzo chilo di pane, a volte gli sorrido e gli do pure il riso, però evitando gradualmente le banane di questo grande disonesto paradiso. Ma Johnny è solamente un disgraziato in una terra estremamente dura, ma porca troia perché sono nato in un villaggio a sud di Bujumbura. Allora ho detto a Johnny, ma cosa ci stai da fare? Attento, attento a cosa fai, o ti farai arrestare. Allora ho detto a Johnny, guarda che è un brutto affare, cerca una soluzione, qui non potrà invecchiare. E quindi ho scritto a Johnny una canzone, una preghiera, chiedendo a Dio il miracolo per la sua Africa nera. Un giorno ho detto a Johnny, guarda come ti hanno ridotto, e questa gente astutamente bastarda che ti ha piazzato gentilmente su un canotto. Tua figlia Mina l'han buttata fuori bordo e tu la piangi ancora. Tua moglie è violentata da un balordo e questo ti addolora. Johnny, ora tu sei l'emblema di un mondo che fa vomitare, schiavo di un mafiosissimo sistema che prima spreme per poi lasciarti andare. Diciamo pure che sei un illuso, cerchi fortuna nel posto sbagliato e cerchi qua perché sei troppo ottuso o perché ormai ti sei fregato. E allora ho detto a Johnny di stringere forte i denti, sarai pure molto abbronzato, ma sei nato fra i serpenti. E allora ho chiesto a Johnny di stringermi la mano, io sono lui
l'uomo bianco e tu sei l'africano. E allora ho detto a Johnny, tu oggi mi hai commosso, di fuori siamo diversi, ma il sangue è sempre rosso. Ti fai chiamare Johnny, ma il tuo nome è Lumumba, e questa è una preghiera per te, non certo una